Buongiorno a tutti e a tutti, siamo qua in via Rosmini dove nel 2019 è stato scoperto un sito inquinato mentre si stava cercando di costruire una casa nuova. Si è scoperto appunto che c'erano dei rifiuti speciali che andavano ad inquinare in maniera pesante le fondamenta. La costruzione si è fermata, da lì sono partite le verifiche ed effettivamente si è riscontrata la presenza di questi rifiuti quasi fino alla falda superficiale. Finalmente, dopo 3 anni, lo scorso 13 di giugno sono partiti i lavori da parte della ditta. Lavori che dovevano durare 2 giorni, secondo la comunicazione che il sindaco ha mandato ai cittadini, i quali però ancora ad oggi non vedono la fine di questi lavori, per cui preoccupati ci hanno chiamati. Come potete vedere sto tenendo la mascherina e non la sto tenendo per caso. Le esalazioni che emana il terreno sono veramente forti da sopportare. Provate a pensare ai nostri concittadini che abitano nei palazzi qui di fianco, che per un mese hanno dovuto tenere le finestre chiuse non potendo utilizzare l'aria condizionata. Alcuni ci hanno raccontato addirittura di essere dovuti partire per andare in montagna o a casa di amici e parenti perché magari erano incinta o in condizioni di salute precarie. Questo non è assolutamente possibile. In questo mese l'ULSS ha mandato delle prescrizioni molto chiare al comune e alla ditta, dicendo sostanzialmente che si dovevano innanzitutto coprire i terreni e che soprattutto, se non si riusciva a portare via subito il materiale, quantomeno doveva essere messo in un cassone e coperto adeguatamente. Tutto questo è avvenuto soltanto 2 giorni fa, dopo un nostro primo sopralluogo. Siamo contenti, è un primo risultato, ma assolutamente non basta, perché le persone non possono restare esposte ancora per lungo a queste esalazioni, che sempre l'ULSS dice all'interno di questa lettera che ha mandato il comune che nel breve termine provocano mal di gola, mal di testa, svenimenti e altre sintomatologie di certo non particolarmente piacevoli. Proprio per questo chiediamo al sindaco di emanare un'ordinanza sindacale urgente per far sì che la ditta si muova a chiudere quanto prima questo cantiere e a portare via questo materiale per la salute pubblica di tutti. Oltre a questo, nei prossimi giorni presenteremo un'interpellanza urgente in Consiglio Comunale per verificare insieme cosa è andato storto e come mai i lavori che dovevano durare 2 giorni stanno durando più di un mese, a discapito, lo ripetiamo, della salute di chi vive in quest'area.